Cioè, sarà un cambiamento epocale, duro, sbaglieremo, sbaglierò e mi accuserete di qualsiasi cosa, non lo so. Io credo che dovremo affrontare insieme una grande cosa che stiamo facendo, ce ne renderemo conto magari fra qualche anno. I want you, nemmeno il tempo di brindare il successo siciliano. Beppe Grillo guarda avanti, l'obiettivo finale, le politiche di primavera, l'occasione per dare una svolta a 5 Stelle al Paese. Il 15% in Sicilia è un segnale nuovo, la vedono così gli amministratori veneti del movimento. Quando una regione sceglie con tanta forza, con tanta voce, elegge a prima forza politica, non partito, non siamo un partito, un gruppo di giovani che non hanno nessuna affiliazione, nessun contatto, nessuna parentela, nessuna clientela, evidentemente abbiamo già descritto cos'è che serve in Italia, che cosa finalmente ci siamo resi conto di dover avere. Noi al Sud abbiamo sempre avuto grandi difficoltà perché non potendo distribuire cariche e incarichi, denaro, perché non prendiamo denaro pubblico, non possiamo pagare i voti, non esiste voto di scambio nel nostro caso, è sempre stato molto difficile. Nel suo comunicato politico Beppe Grillo ha dettato le regole per le candidature, ma Di Onorevole non vuole sentirne proprio parlare. Una campagna che ancora una volta partirà dal valore fondamentale per il Movimento 5 Stelle, i cittadini. E adesso i cittadini possono vedere con i loro occhi quello che fa un'amministrazione 5 Stelle già in vari comuni. Noi cerchiamo di parlare il più possibile con i cittadini.